Allora, nel 2011 ricorre il 50° anniversario della fondazione del prosciutto di San Daniele, del consorzio. Nel 1961, nel mese di giugno, alcuni cittadini di questa città hanno pensato di costituire un consorzio di tutela per difendere il prodotto tipico di questa terra che ormai è prodotto da secoli proprio qui. Il consorzio oggi è composto da 31 imprese che fatturano circa 340 milioni di euro franco fabbrica, produce 2.700.000 prosciutti che vengono esportati un po' in tutto il mondo. Il 18% della produzione è esportata, principalmente in Europa, Stati Uniti, Giappone e anche nell'Estremo Oriente. Il Consorzio Prosciutto di San Daniele si trova nel centro del Friuli e tutela il marchio Prosciutto di San Daniele e la denominazione Prosciutto di San Daniele contro le contraffazioni. Ha altresì attività di promozione e propaganda del prodotto, quindi lo fa conoscere, lo porta vicino al consumatore. L'altra caratteristica molto particolare che ha il nostro consorzio è che ha un incarico pubblico di tutela, quindi viene incaricato dalla Repubblica Italiana di svolgere questa attività proprio a tutela del consumatore e anche del marchio. La filiera del prosciutto di San Daniele è abbastanza complessa perché oltre alle 31 imprese che esistono qui nel comune di San Daniele del Friuli e solo qui, associa anche circa un centinaio di macelli ubicati nel centro-nord Italia e 4.200 allevamenti che riforniscono la materia prima per le nostre cosce. È quindi una filiera tutta italiana che consente alla zootecnia suinicola italiana di destinare i propri suini, che sono di altissima qualità, per la stagionatura del prosciutto di San Daniele.